Avrei dovuto immaginare che non si sarebbe mai arreso uno così, mai, neanche davanti alla morte, ma avrebbe lottato fino all'ultimo delle sue possibilità. È giovane per il mestiere che fa, è stato questo uno dei suoi guai. Da queste parti ci è arrivato per meriti e non per giochi di clan. In più, è uno che ha messo al centro del suo sistema i pazienti. Sbagliando gli avevano detto certi l'obiettivo. È stato quando è diventato primario che ha smesso di correre per i posti. Poi ho guardato il soffitto bianco e ho atteso l'esecuzione, che è arrivata puntuale. Mi hanno caricato sulla lettiga e riportato in sala operatoria. Un po' di lidocaina. Il primo bisturi ha lacerato la mia carne. Ho sentito il fuoco e l'inferno e ho chiesto di morire, subito. Il secondo bisturi è andato in profondità nel petto, a scovare e stanare il mio assassino. In un secondo ho perso tutte le lacrime che sono evaporate sulle guance roventi. I capelli sono caduti e quelli che hanno resistito sono diventati bianchi. I denti hanno tremato e 2 si sono scheggiati e ho chiesto pietà. Ho iniziato a urlare. L'intero ospedale ha tremato. I ferri hanno ballato sui carrelli dei chirurghi, i neonati hanno pianto, tutti e insieme. Gli infermieri, pronti a bloccarmi se mi fossi dibattuto, sono rimasti impietriti intorno al tavolo operatorio e hanno iniziato a piangere. Qualcuno si è portato le mani alle orecchie per non sentire il mio urlo infinito che ancora echo, aspirato, tamponato, ripulito, ma soprattutto debellato, mentre tenevo gli occhi stretti, mentre la voce si esauriva e le mie lacrime finivano e il dolore mi portava alla pazzia. Poi la mia mente è esplosa. La mia vista è tornata cristallina, la coscienza limpida e mi sono trovato in un altro mondo. Ho mosso le dita e ho toccato la massa gelatinosa che mi circondava, un bozzolo viola che mi avvolgeva e mi circondava. Ma la sofferenza è stata ancora più profonda e non c'è stata più distinzione. Walter, calmati. Davanti a me è comparso mio padre. Ho visto il suo viso incorniciato dagli occhiali con le grandi lenti quadrate, i suoi occhi scuri come i miei, il suo mento pronunciato, il labbro imbronciato, la barba fresca della mattina. Walter, calmati. Alla fine, l'unica cosa che conta è l'amore che hai dato e quello che hai ricevuto. Hai capito, Walter? Tutto il resto è nulla. E tu sei ancora nulla. Mio padre si è avvicinato e insieme ai nonni con forza ha squarciato la parete gommosa che mi imprigionava.